certa paranoia classificatoria. Mi piacciono quelle situazioni, quei soggetti che si prestano a essere numerati, elencati, classificati. Però mi piace inserire sempre in questi quadri che apparentemente sono, non dico idilliaci, ma rasserenanti, degli elementi di disturbo che creano uno slittamento di senso. Mi aveva colpito questa vasca di contenimento che c'è fuori a ridosso della struttura e non conoscevo l'origine di questa vasca, poi mi hanno spiegato che qui c'era anni fa un ex allevamento di trotte. Quando mi hanno invitato alla mostra avevo in testa il progetto, ma ancora non sapevo come l'avrei sviluppato, con quali strumenti avrei materializzato questa intuizione iniziale. Certi sviluppi avvengono strada facendo. Inizialmente quando si ha un'idea, poi si deve, almeno io che lavoro con diversi strumenti, no? Fotografia, installazioni, disegni, pittura, c'è il problema di capire quale strumento è più adatto per far passare l'idea. E in questo caso ho utilizzato tutti e tre, perché ci sono dei disegni, qua sono un'installazione dei dipinti, e lì c'è invece un'installazione con delle scatole in plexiglass che rappresentano la vasca degli animali. Questo lavoro invece che ho alle spalle è quasi un fotogramma della vasca, un momento della vita dell'acquario. E io ho disposto in maniera abbastanza apparentemente casuale, invece insomma sono costruite cercando di rendere il tutto armonico. La cifra 29,94, infatti se notati qui è assente la trota, significa che è stata prelevata dalla vasca. Queste qua di pochi millimetri inferiore alla taglia unica, lo standard per cui si passa dal nuotare alla morte, alla commercializzazione, è una sorta di burocrazia della morte. Adesso non voglio drammatizzare troppo, però è un po' così.